Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. L'inchiesta della Procura di Caltagirone dopo la morte a Scordia di un imprenditore edile caduto da un balcone privo di ringhiera. Il 1° maggio sindacati a Casteldaccia per la sicurezza sul lavoro. Smantellata dai carabinieri la banda di Palermo. In trasferta a Torino realizzava i colpi nelle banche della provincia piemontese. 5 arresti. Investimenti per 5 miliardi. A riposto il ministro Urso conferma il rilancio di ST Microelectronics ed elogia i risultati della Premier Meloni negli Stati Uniti. Ponte di Pasqua, in Sicilia boom di arrivi, Catania soprattutto fa il pieno di turisti, tutto esaurito nelle strutture ricettive, in aumento i viaggiatori all'aeroporto Bellini. I 28 ettari del boschetto alla Playa riconsegnati ai catanesi, tartarughe comprese, a conclusione dei lavori di riqualificazione promossi dal Comune. Alla Villa di Catania è caccia alle uova di Pasqua, un appuntamento tradizionale che richiama e diverte centinaia di bambini. Sono un uomo di teatro. Allo Stabile di Catania la mostra che omaggia nel centenario della nascita Giuseppe Fava, il drammaturgo e giornalista assassinato dalla mafia. Calcio, il Catania gode 2 giorni di riposo, partita decisiva in chiave salvezza per il Messina a Foggia. Mentre il Trapani si gioca le ultime chance per i play-off in casa del Benevento. Rabbia e dolore per la tragedia sul lavoro dove ha perso la vita un imprenditore edile precipitato da un balcone privo di ringhiera. I sindacati tornano a chiedere più controlli nei cantieri e si preparano alla manifestazione del 1° maggio che in Sicilia si terrà a Casteldaccia. Emanuela Corsi. A Scordia la comunità si stringe nel dolore per l'ennesima tragedia sul lavoro nella quale questa volta a perdere la vita è un imprenditore edile. Nunzio Mazzone, di 65 anni, è deceduto dopo essere caduto dal secondo piano di una villetta mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione in contrada Petraro. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul balcone, privo di ringhiera, ha perso l'equilibrio per cause ancora da accertare ed è precipitato da un'altezza di circa 6 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l'elisoccorso del 118. Mazzone però sarebbe morto prima di essere portato a bordo del velivolo. La Procura di Caltagirone ha disposto il sequestro del cantiere in attesa di decidere se verrà eseguita l'autopsia sul corpo dell'imprenditore. Oltre al cordoglio, i sindacati esprimono rabbia e indignazione per questa ennesima tragedia. Ancora una volta un'altra vittima nei luoghi di lavoro. Questa volta è un imprenditore di Scordia, ma non cambia, non si può morire per portare a casa un pezzo di pane. Quest'anno CGIL e CISL Will anche in Sicilia faranno il 1° maggio all'insegna della sicurezza dei luoghi di lavoro, per dire basta alle morti sul lavoro. Le istituzioni devono intervenire. Non è possibile che in provincia di Catania l'ufficio provinciale del lavoro vada avanti con pochissimi ispettori. Sta scoppiando di fatto l'ufficio non riuscendo a coprire i cantieri, che sono tantissimi. La sicurezza sul lavoro e la salute saranno i temi al centro delle celebrazioni del 1° maggio, con 3 manifestazioni dei sindacati che si svolgeranno in contemporanea in 3 luoghi simbolici del paese: Roma, Prato e Casteldaccia in Sicilia. Nel comune del Palermitano, ricordiamo, lo scorso anno 5 operai di una ditta in subappalto dell'AMAP hanno perso la vita durante i lavori ad un impianto fognario. In tema di sicurezza a Palermo, 11 denunciati tra datori del lavoro e addetti ai controlli su un'impresa edile per gravi violazioni in materia appunto di salute e prevenzione. E inoltre 30.000 euro di ammende e sanzioni. Rapina in trasferta a Torino. Arrestata la banda di Palermo. 5 manette viaggiavano dal capoluogo verso il Piemonte per svaligiare banche. Marco Gullà.
In trasferta a Torino non per visitare la Mole Antonelliano o vedere una partita della Juventus, bensì per rapinare banche. 5 palermitani in trasferta sono stati arrestati dalla compagnia dei carabinieri di Piazza Verdi, la cosiddetta Banda di Palermo. Tra i mesi di febbraio e marzo 2024 avrebbe commesso 2 rapine ai danni di filiali bancari a Osasio e Moncalieri, con un bottino complessivo di oltre 110.000 euro in contanti. Per risalire la banda sono stati analizzati i filmati di videosorveglianza delle banche e dei comuni che stiamo vedendo in queste immagini. Eccoli mentre arraffano i soldi e li conservano in un borsone. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che i 5 viaggiavano separati per non destare sospetti e soggiornavano a Torino. Usavano auto rubate con targhe contraffatte e dopo le rapine si sono fermati a Torino, giusto il tempo di spartirsi il bottino che peraltro è stato per la maggior parte recuperato dagli investigatori nel corso delle indagini. E poi tornavano in Sicilia a bordo di un'altra auto non riconducibile a nessuno di loro. Oggi sono scattate le manette. I finanzieri di Catania hanno sequestrato a Belpasso, nel catanese, 28.000 litri di benzina contaminata da gasolio, che di conseguenza avrebbe causato guasti meccanici alle auto dopo il rifornimento alla pompa. Il sequestro nato dalla segnalazione al numero di pubblica utilità 117 da parte di un cittadino rimasto per l'appunto in panne dopo aver fatto il pieno. L'impianto è stato confiscato, il titolare denunciato per frode. Ennesima violenza in ospedale, questa volta a Messina, dove la polizia ha arrestato un 20enne per lesioni personali nei confronti delle guardie giurate dell'ospedale Piemonte. Il giovane aveva aggredito 3 di loro, 3 guardie giurate, che erano intervenute su richiesta di aiuto da parte del personale sanitario. È stato arrestato. Riposto, il ministro Urso conferma gli investimenti miliardari per il rilancio di ST Microelectronics ed elogia i risultati della Premier Meloni negli Stati Uniti. Luca Ciliberti. Il ministro per le imprese Adolfo Urso ribadisce l'impegno del governo su ST Microelectronics garantendo un investimento di 5 miliardi di euro, ma l'obiettivo del ministro è anche quello di rilanciare altre sedi nazionali. Nei prossimi giorni potremo concludere questa fase e questo garantirebbe l'investimento così importante e significativo di oltre 5 miliardi di euro nello stabilimento di Catania, che così si avvia ad essere lo stabilimento più importante e significativo a ciclo integrato dell'intera multinazionale e il più significativo certamente nel continente europeo. Urso, ieri in visita privata nello stabilimento Dolphin di Riposto, ha sottolineato che l'Europa adesso deve comunque fare la sua parte sburocratizzando molti processi che impediscono alle imprese di operare in modo concorrenziale nel mercato internazionale. Per questo il governo italiano ha chiesto alla Commissione europea di creare le condizioni per attrarre e incentivare gli investimenti produttivi in Europa e quindi zero burocrazia in Europa, uno shock di semplificazioni che è possibile inserire già oggi nel pacchetto Omnibus. Il ministro ribadisce il risultato della missione di Giorgia Meloni negli Stati Uniti perché per molte aziende quello rappresenta il primo mercato dell'export. Tra poco, nuova puntata dell'approfondimento Il Punto, curato e condotto da Luca Ciliberti, in diretta alle 14.30 su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. Tanti temi di attualità politica al centro del dibattito con esponenti politici, esperti, giornalisti, a partire appunto dalla missione della Premier Meloni negli Stati Uniti e dei riflessi che avranno gli accordi prevedibili con gli Stati Uniti nella nostra regione. Ci sarà anche un focus dedicato ai costi delle bollette dell'energia, che studi alla mano sono da 10 anni nella nostra regione i più cari d'Italia, quelli dell'energia, i costi dell'energia. È fortemente diminuita intanto l'attività eruttiva sviluppatasi ieri nel cratere di sud-est dell'Etna, vedete le immagini, c'è ancora una trascurabile emissione di cenere, qui siamo nelle prime ore dell'alba, della notte, mentre non è fuoriuscita questa mattina nessuna nube eruttiva, come potete vedere. Sono i risultati delle osservazioni dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia
che ha declassato anche l'allerta per gli aerei da arancione a giallo, significa nessun volo cancellato. I valori del tremore dei condotti magmatici dell'Etna sono tornati su livelli medio-bassi, mentre le colate che vedete sono in fase di raffreddamento. Restiamo a Catania, stanotte la veglia pasquale, ieri sera la processione del Cristo morto, momento molto sentito nella settimana santa dalla comunità religiosa. L'arcivescovo Monsignor Renna ha rivolto il suo pensiero anzitutto alle guerre a Gaza e in Ucraina. Chiodi nella croce di Cristo, ha detto Orazio Longo. Chiodi da schiodare, speranze da donare. La processione del Venerdì Santo è l'occasione per ricordare le guerre, quella a Gaza, quella in Ucraina e le torture dei regimi dittatoriali. L'arcivescovo di Catania spiega la figura di Cristo in questi tempi bui e si sofferma sui problemi di una città che cerca il riscatto. Anche noi possiamo togliere dei chiodi, dice Renna, davanti al chiodo sacro, la reliquia conservata a Catania dal 1300. Riparare ancora ai tanti mali della nostra Catania e donare speranza. L'ultimo sopruso è quello fatto a una città che non vuole essere confusa con chi sperpera nelle scommesse per le corse dei cavalli. Cristo inchiodato alla croce non tanto dai chiodi ma dal suo amore per l'umanità, e ci chiede in fondo di togliere le croci a Lui e a tanta umanità sofferente. Quindi è un dono e allo stesso un compito, un richiamo grande ancora alla carità. In processione vengono portati a spalla il simulacro del Cristo morto con la Madonna Addolorata. Vi partecipano in un clima di grande raccoglimento i gruppi parrocchiali, le confraternite, le associazioni agatine, le autorità civili, religiose e militari. Il percorso è scandito da momenti di meditazione e preghiera. E mentre il Sabato Santo è giorno di silenzio e di attesa, nella notte di Pasqua noi raccoglieremo il frutto della croce. Stasera la grande veglia. I nostri santi martiri, soprattutto Agata, Lucia, i santi dei primi secoli, sono stati battezzati nella veglia pasquale come si usava nei primi secoli, e da lì hanno attinto forza per la loro fede e la loro testimonianza. Quindi invito davvero tutti a partecipare alla veglia, la grande veglia di Pasqua. Ponte di Pasqua, in tutta la Sicilia boom di arrivi, Catania soprattutto fa il pieno di turisti, tutto esaurito nelle strutture ricettive, in aumento i viaggiatori all'aeroporto Bellini, e il sindaco trentino punta sulla cultura. Tonino De Mana. Nonostante il caro voli, Catania si prepara alle festività pasquali con le strutture ricettive pressoché sold out, e il trend in crescita vale anche per i ponti di fine settimana del 25 aprile e del 1 maggio. Dalle prime stime si prevede un incremento del 15% di prenotazioni rispetto allo scorso anno, un aumento che si registra anche per i transiti dall'aeroporto Vincenzo Bellini e registrato da gran parte dei motori di ricerca dei voli, posizionando lo scalo Etneo tra le prime 10 mete a livello internazionale. Catania, che si candida Città della Cultura 2028, punta tutto sul turismo e sui pezzi pregiati. Da San Nicolò l'Arena all'anfiteatro romano di Piazza Sesicoro, riaperto lo scorso anno e ora gestito dal comune con un numero di tagliandi staccati che cresce di giorno in giorno. Anche per sostenere questa tendenza all'aumento delle presenze dei visitatori, il sindaco Enrico Trantino ha disposto che i musei culturali di competenza del comune siano aperti anche nei giorni festivi per accogliere senza soluzione di continuità i flussi turistici attratti dalle ricchezze artistiche di Catania. Lo stesso Trantino, che ha deciso di mantenere per sé le deleghe della cultura e del turismo, ha reso noto che a maggio tornerà a Catania il Chorus per 12 mesi in prestito a Lentini, con un'eccezionale esposizione presso la sala dedicata della Pinacoteca Santa Chiara. Sempre a Catania ha consegnato oggi ai cittadini il boschetto della Playa, a conclusione dei lavori di riqualificazione dell'area, circa 28 ettari voluti dall'amministrazione. Fa le opere riorganizzate, i giochi d'acqua del laghetto, i tavoli da picnic e i giochi inclusivi. Marco Carli. Anche le tartarughe a godersi il sole del boschetto della Playa insieme agli amanti dello yoga e ai bambini che sfruttano i nuovi giochi inclusivi installati in una parte apposita dell'area di 28 ettari riqualificata dall'amministrazione comunale. È un ulteriore piccola nostra gemma che sarà fruibile dai nostri concittadini. Cura del verde, alcune potature che erano divenute essenziali e soprattutto abbiamo integrato con gli arredi.
Adesso abbiamo tanti tavoli da picnic, almeno una trentina, tutti inclusivi, abbiamo integrato il parco giochi con giochi inclusivi, le panchine durante tutto il percorso del boschetto, abbiamo ripristinato il laghetto artificiale e infine i cestini portarifiuti che prevedono appunto la raccolta differenziata. Un bene che adesso va ovviamente preservato. Quello dipende solamente da noi cittadini, nel senso che ci vuole una diversa consapevolezza rispetto all'utilizzo del bene pubblico. Il nuovo boschetto negli anni salvaguardato anche dal corpo forestale, soprattutto dopo il vasto incendio del 2019, piace alla gente. Qua siamo col cagnolino, ci prendiamo un po' di sole. Un posto bellissimo e rivalutato il boschetto. Sì, molto meglio, sì, certo, ci sono più giochi, mancano i bagni, però già è molto meglio, ci sono anche sedie molto di più. Bagni chimici, fa sapere l'amministrazione, saranno allestiti già dal giorno di Pasqua e nelle successive festività e domeniche. E a Pasquetta il boschetto sarà invaso dai catanesi. Non so se forse l'unica cosa che manca è l'eliminacode, Massimo, perché qua ci sarà l'inferno, penso lunedì, tempo permettendo, devo dire. Tempo bello è previsto per domani. E a Catania è tornata anche quest'anno la caccia alle uova di Pasqua. Centinaia i bambini in festa nel Giardino Bellini. Emanuela Corsi. Via, buona caccia alle uova! Andiamo a cercare! La Villa Bellini di Catania torna protagonista per il terzo anno della caccia alle uova di Pasqua, un appuntamento tradizionale per i più piccoli da condividere con i loro accompagnatori. La competizione, lascia il tempo che trovo, perché per giocare siamo qua. Stiamo cercando un uovo d'oro. Oltre 10.000 le coloratissime uova nascoste tra le siepi e i sentieri verdi del Giardino Bellini. Quante uova abbiamo trovato? Ma sono tante o poche? Tante. Come ti chiami? Osea. E quanti anni hai? 2. L'anno scorso ne avevo trovate solo 4. Quest'anno è andato... Anzi 3 ne avevo trovate. Quest'anno ti sei preparato bene. Guarda quante ne hai. Sì. Vuoi trovare anche quello d'oro? Sì. 3, 4... Boh. E quello d'oro l'abbiamo trovato? Ancora no. Tra le migliaia di uova il più ambito era l'uovo d'oro, che è stato conquistato da questa piccola partecipante e che si è trasformato in un vero uovo di cioccolato del peso di 3 kg. La caccia alle uova deve essere appunto un momento di amicizia, di inclusione. Amicizia perché poi i bambini non solo vengono con i genitori, ma incontrano anche altri bimbi, e cercare le uova gli permette anche di socializzare e di fare appunto amicizia con gli altri. Non solo divertimento, ma anche beneficenza e solidarietà. Quest'anno abbiamo voluto dedicare la terza edizione ai bambini che non sono qui, quindi che sono in ospedale, in particolar modo l'ospedale Garibaldi di Nesima, e abbiamo creato il Curioso Uovo, che è un uovo di cioccolato. Chi lo acquista ovviamente contribuirà all'acquisto, quello che ovviamente ricaveremo, l'acquisto di attrezzature o giochi. Saranno loro a dirlo, e quindi dare qualcosa anche ai bambini e alle famiglie che non sono presenti oggi. Tra i ragazzi che hanno guidato i bimbi nella caccia, anche i soci dell'associazione Futuro 21, giovani adulti con sindrome di Down che per un giorno hanno vestito i panni di animatori. E complimenti a piccoli e grandi. Restiamo a Catania, al Teatro Stabile, la mostra dedicata a Giuseppe Fava, nel centenario della nascita del drammaturgo e giornalista ucciso dalla mafia. Intitolata Sono un uomo di teatro, resterà aperta fino al 29 al ridotto della Sala Verga. Orazio Longo. Teatro e giornalismo, due volti della stessa medaglia nella vita di Giuseppe Fava, scrittore, giornalista, drammaturgo e sceneggiatore, ucciso dalla mafia a Catania il 5 gennaio del 1984. Il Teatro Stabile adesso gli dedica una mostra dal titolo Sono un uomo di teatro, con bozzetti, videointerviste, locandine, opere, foto conservate nell'archivio del teatro e della Fondazione Fava. Un omaggio al suo lavoro, alla sua attività di drammaturgo, di giornalista, di scrittore, che hanno contribuito e favoriscono ancora oggi a sviluppare il pensiero critico nelle giovani generazioni contro un modo di pensare, di essere mafioso. L'esposizione ha il patrocinio della Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Fava, curata da Pier Lorenzo Randazzo. È proprio una sua intervista di Giuseppe Fava che dichiarava che sono un uomo di teatro in quanto sono un uomo di giornalista e sono un certo tipo di giornalista in quanto sono un uomo di teatro. Come abbiamo più volte sottolineato,
le attività artistiche di una personalità di Fava non possono essere separate. Una mostra in occasione del centenario della nascita di Fava. E oggi per noi è bellissimo essere dentro il teatro a ricordarlo in mezzo ai reperti dell'archivio della fondazione, ai reperti del Teatro Stabile, e non solo fuori il 5 gennaio davanti alla lapide appunto in cui è stato ucciso. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, in C il Catania riposa, partite importanti per Trapani e Messina. State con noi. Il Catania che non gioca nel turno pasquale sfrutta 2 giorni di riposo per poi concentrarsi sul prossimo impegno di campionato e sui play-off. Marco Carli. Mantenere il trend e soprattutto la convinzione messa in mostra nelle ultime partite di campionato e anche la capacità di gestione del finale di gara è emersa a Cava dei Tirreni dopo i limiti evidenziati dallo stesso Toscano nella partita persa, l'unica delle ultime 10, in casa con l'Avellino. Il Catania dopo il turno di pausa continuerà da lunedì a preparare l'ultima partita della stagione regolare a Potenza, gara che Telecolor trasmetterà in diretta in esclusiva. All'andata i lucani si sono imposti al Massimino con il punteggio di 2-0 grazie ad una doppietta di Caturano. A proposito di bomber, il test che i rossazzurri hanno giocato con il Modica, squadra di eccellenza, alla fine dell'ultima settimana di allenamenti, ha visto il ritorno al gol su rigore di Inglese. Il suo stato di forma, apparso comunque buono nell'ultimo match con la Cavese, è fondamentale per i playoff. In rete nel 4-0 finale anche Lunetta di testa, Jimenez su punizione e Stoppa con un tiro di destro. In gol dunque attaccanti e trequartisti. A tal proposito Toscano studia una possibile evoluzione con 4 giocatori d'attacco contemporaneamente in campo. E c'è anche Guglielmotti che potrà tornare presto a dare il suo contributo nel finale di stagione. Il regolamento dei playoff e la rapida successione di partite ne fa un vero e proprio mini torneo a cui il Catania vuole arrivare preparato e convinto come nell'ultimo periodo. Trapani oggi a Benevento per tentare l'impresa, ultima chance per entrare nei play-off. Franco Cammarasana. Sarà come scalare una montagna, ma il Trapani ci vuol provare ad entrare nei play-off. Impresa non facile perché per alimentare le speranze deve innanzitutto vincere nelle ultime 2 tornate della stagione regolare contro Benevento e Casertana e sperare che qualcuna delle altre pretendenti commetta un passo falso. Il riferimento è rivolto innanzitutto alla Juve Next Generation che ha 41 punti, 3 in più del Trapani, e alla Cavese che ha 38 punti al pari dei Granata. E oggi a Biella si gioca Juve Next Generation Cavese. Basterebbe un punto ai bianconeri per respingere l'assalto del Trapani qualora i Granata non dovessero vincere a Benevento. Ma il Trapani, rinfrancato dalle 2 vittorie ottenute dopo il ritorno in panchina di Aronica, vuol provare a fare l'impresa, essendo il Benevento una delle candidate alla vittoria finale. Per l'occasione Aronica sembra intenzionato a schierare inizialmente la stessa formazione scesa in campo contro l'Altamura, un 3-4-2-1 che sembra aver dato più solidità al reparto difensivo. Di fronte a un Benevento in gran forma, reduce dalla vittoria esterna di Cerignola. Al Vigorito si comincia alle 18:30 e sarà sicuramente battaglia. Vedremo, dopo il turno di riposo intanto il Messina torna in campo nel pomeriggio a Foggia in uno scontro decisivo per la salvezza. Sergio Colosi. Per il Messina è la partita della vita, sopravvivenza o fine della corsa. Oggi il Foggia allo Zaccheria, sabato prossimo alla Juve Next Gen al Franco Scoglio. Ultimi 180 minuti all'insegna dell'incertezza. Dall'esito della gara in Puglia dipende quella successiva. Intanto ieri un imprenditore locale interessato all'acquisto della CR avrebbe versato parte delle somme dovute dalla società giallorossa mercoledì scorso. Possibili segnali di svolta
svolta, ma nessuno si illude. Prima il campo e lo scontro diretto con il Foggia per il Messina di Antonio Gatto, subentrato all'esonerato Banchieri. Le crisi societarie dei due club, le fughe dei presidenti Sciotto e Canonico e il recente furto dei palloni allo stadio Zaccheria hanno reso ancora più amara la vigilia di Messina e Foggia. Giallorossi senza Dell'Aquila, Anselmo e il secondo portiere Meli. Sulla formazione pesano gli effetti dell'esonero di Banchieri. Attacco a due punte con Lucianic e De Sena. A sinistra in difesa torna Ingrosso, altro elemento in rotta con il tecnico torinese. Fondamentale non perdere terreno dalla Casertana, impegnata in casa con il Crotone e avanti di 7 lunghezze per arrivare al play-out con i Campani. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per nuove notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.